I 7 comuni dell'Altopiano, Enego, Foggia, Rozzo, Roana, Lusiana Conco, Gallio e Asiago, stanno soffrendo più di altri i blocchi dei decreti e delle ordinanze, non potendo sfruttare appieno la risorsa principale dell'inverno, ovvero la neve, caduta quest'anno in quantità oramai insolite. È uno scherzo del destino, un inverno strano, un inverno che si è presentato con tanta neve, ma purtroppo con il lockdown, con gli impianti di risalita ammodernati chiusi e con gli alberghi vuoti. Quindi veramente un inverno molto strano che speriamo di non dover più rivedere nella nostra vita. La vita dei residenti, in gran parte impiegati nel settore turistico, ricettivo e sportivo, prosegue a fatica. L'impatto è pesantissimo, direi pesantissimo, alberghi chiusi ormai già dal primo lockdown, impianti appunto ammodernati chiusi che non possono creare reddito e posti di lavoro ed economia per l'altopiano, quindi qui confidiamo veramente in un intervento drastico, forte a livello economico dei ristori da parte del governo per tutte queste imprese che devono rimanere vive per garantire il futuro turistico del nostro territorio.